Bene ragazzi, eccoci fuoriusciti direttamente dall'armadio in compagnia del nostro caro amico Hitman. A quanto pare l'unico modo per entrare all'interno dell'ascensore, che lo ritroviamo qui dinanzi a noi con un bel elettricista in terra che a quanto pare sta cercando di aggiustare qualcosina, è quello di distrarlo. Sono riuscito a raccimolare una bella bottiglietta davanti all'armadietto, magari lanciandola davanti a questa bella poltroncina possiamo attirare l'attenzione di qualcuno. Attenzione qua al capellone che si sta avvicinando. Ok, l'unico modo proprio per salire lassù. Proviamo ad attirare l'attenzione. Andiamo, forza. Eccolo. Attenzione, abbiamo anche un bel po' di istinto. Eccoci qui. Attenzione. Bella, ce l'abbiamo fatta. Saliamo, avanti caro amico Hitman. Forse ci hanno scoperto. Si sono accorti di qualcosa? No, bene, bene, ce l'abbiamo fatta. Saliamo al piano superiore, vediamo un po' che cosa c'è. Ok. Ottimo lavoro, 47. Sei un figlio di puttana pieno di risorse. Ti stai avvicinando alla fossa dei leoni. I criminali che hai incontrato controllano ogni singola stanza dell'8º piano. Senti, Blake Dexter tiene molto alla sua privacy. E infiltrarsi nella 899 non sarà facile. Lo so. Ma c'è di peggio. Eccoci ragazzi, finalmente con il nostro caro amico Agente 47 ci stiamo dirigendo verso il piano numero 7 per far compagnia al nostro caro amico Blake Dexter, il trafficante d'armi del Nord Dakota. Allora, dobbiamo raggiungere l'8º piano e a quanto ho letto nel taccuino non è disponibile né l'ascensore né altro, quindi dovremo cavarcela con le nostre forze. Allora, vediamo un po', visto che non c'è l'ascensore io direi di utilizzare il classico metodo, ovvero il rustico metodo, dirigerci per le scale. Benissimo, stairs alla nostra sinistra. Signora, non si fuma, siamo in un luogo pubblico, attenzione. Addirittura che è pulita la signora, Attenzione amico mio. Ah, dimenticavo che abbiamo il completo dell'elettricista. Qui c'è una bella porta magnetica. Ci serve una chiave, dannazione. Meglio andare avanti. Un vaso, questo può essere utile, magari per fare qualche bisognino più avanti, oppure per spaccarglielo in testa a qualcuno. Qua ce l'abbiamo niente, ok, possiamo continuare ad andare avanti. Penso che dobbiamo andare sempre dritto. Ok, probabilmente le scale saranno di qui. Benissimo, cerchiamo di non perdere questo travestimento e di non farci scoprire. Ok, allora, stairs elevator. Benissimo, continuiamo dritto. Salve signorina, complimenti, bel viso. Andiamo avanti. Ok, bene, vediamo qua intorno. Ah, è il cliente che sotto l'hanno insultato. Benissimo. Ok, allora, qui probabilmente c'è stato un omicidio, avranno scannata qualcuno. Mi scusi, buon uomo, scusi se la interrompo, ma per le scale? Tutti maleducati in questo albergo, mamma mia. Vediamo un po'. E chi glielo chiede la carta igienica dove sono le scale? Ecco, questo qua già mi sta sulle scatole. Dicendo che ho visto quel tipo in azione, ok? Mamma mia. Probabilmente questo sarà il luogo dove dovremmo dirigerci, ma le troppe guardie non ci permettono di andare avanti. Allora, vediamo un po'. Ah, le scale, benissimo. Continuiamo di qui. Un'altra porta magnetica. Wow, probabilmente sono punti di accesso per salire alle scale. Benissimo. Ok, dobbiamo trovare il modo per entrarci. Bene, magari se riuscissimo a travestirci, a metterci praticamente i vestiti di un membro, un custode, potremmo fingere di fare le pulizie. Mi sa che stiamo girando attorno, ragazzi, quindi è meglio fare qualcosa. Che cazzo corri a fare? Hai le formiche nelle mutande? Questa è bella. Sono anche simpatici questi tizi, Allora, vediamo un po'. Qui c'era il nostro cliente, ci siamo fatti proprio un giro di ispezione. Vediamo, allora, nella stanza dell'omicida non possiamo entrare. Magari troviamo qualche altra entrata da queste parti. Proviamo qui dentro. Restroom. Probabilmente sarà il bagno. Vediamo un po' se è vero. Carta igienica intorno. Benissimo. Qui ci hanno vomitato, hanno messo il pavimento bagnato. Ok, vediamo un po'. Niente di importante. E come facciamo ad andare avanti? Vediamo se c'è qualcosa. Ah, bella, questa è la grata. Benissimo, può essere utilizzata per passarci dentro. Il condotto dell'aria calda. Avanti amico mio. L'accendino addirittura. Vediamo un po' se c'è qualcuno qui dentro. Bene, una signorina. Vediamo un po' di uscire ragazzi. Farla secca immediatamente, perché altrimenti ci può creare qualche problemino. Ok, attacco furtivo. Bella. Uccisione silenziosa. Abbiamo fatto a pezzi un civile, però. Ah, era la signorina che prima stava fumando. L'ho detto che il fumo prima o poi ti avrebbe ucciso, amica mia. Avanti, mettiamola qui dentro. Non possiamo rilevare la nostra posizione, però. Ok. Bene. Allora, vediamo un po'. Diamo un'occhiata qui intorno, che cosa c'è. C'è magari qualcosa di importante. Che cos'è questo? Una scheda magnetica. Questa può essere importante. Magari ci permette l'accesso a qualche punto. Vediamo un po' nel nostro taccuino come può essere utilizzata. Allora, inventario. Eccola qui, la chiave magnetica di una serratura elettronica, non ci dice altro. Vediamo un po' se possiamo infiltrarci lì dentro. Questo abito è indossato dagli elettricisti chiamati a riparare l'ascensore. Non so se può essere utilizzato, ragazzi. Bene, riutilizziamo la grata per tornare al bagno, in modo tale da non sconcertare le guardie che si ritrovano fuori. Benissimo, usciamo di qui. Ottimo, scendiamo, vediamo se riusciamo a utilizzare finalmente questa chiave magnetica, ok?
Abbiamo finito qui, ok, ecco la porta. Allora, visto che c'è la guardia lì davanti, dobbiamo utilizzare una tattica, dobbiamo attirarla da qualche parte. Vediamo un po' se riusciamo a portarla da questa parte, benissimo, in modo tale da avere via libera. Utilizziamo il nostro estintore, magari qui, vediamo. Benissimo. Ok, si sono allertate, benissimo, vediamo un po', ecco qua il ragazzone, attenzione. Non siamo noi, calma, non è successo niente. Ok, vai, 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 bella, entriamo, area ostile. Ok, ce l'abbiamo fatta ragazzi, benissimo, qui c'è una finestra, magari può essere utilizzata per fuggire. Bene, saliamo al piano di sopra, un altro estintore ce lo prendiamo perché è vero il nostro Hitman quest'oggi è l'uomo dell'estintore. Andiamo, con molta calma soprattutto, vediamo un po' cosa c'è qui intorno. Ok, vediamo. Camera 8... Ah, ottavo piano, perfetto, ok, saliamo. Calma, calma. Attenzione a questo ragazzone. Ah! Uff! Oddio, mamma mia ragazzi, che paura. Maledetti gli sviluppatori stronzoni. Ottavo piano raggiunto, perfetto, obiettivo completato. Raggiungi la stanza 899. Benissimo, scambia estintore con chiave inglese. No, l'estintore mi piace, sono l'uomo degli estintori oggi. Maledetto orso di merda. Tu. Andiamo, vediamo qui intorno cosa c'è. Qua c'è Clint Eastwood in tenuta Men in Black. Vediamo un po' come possiamo fare ragazzi. Allora, piano superiore, lì c'è l'uscita alla nostra destra. Dobbiamo attirare l'attenzione di qualcuno, ok. Dobbiamo calcolare soprattutto il momento giusto per ingaggiarlo. Diamo un'occhiata adesso cosa dobbiamo fare nel taccuino. Raggiungi la stanza 899. Le informazioni di Birdie sono Vediamo, sempre ascoltiamo. attendibili. Un fabbricante d'armi del Midwest, Solo qualche Nick nota. Dexter, è a Chicago alla ricerca di Victoria. L'agenzia non condividerebbe mai i suoi segreti con un estraneo. Qualcun altro deve aver fatto trapelare l'informazione. Ma chi? Non posso fidarmi di nessuno. So solo che la ragazza è innocente. Non merita tutto questo. Mi infiltrerò nella suite di Blake Dexter all'Hotel Terminus e scoprirò la verità. Poi deciderò il suo destino. Questo avremmo dovuto leggerlo all'inizio, comunque meglio tardi che mai. Allora, raggiungi la stanza 899, l'ottavo piano, brulica di uomini di Dexter. Devo localizzare la stanza 899 e accedere inosservato. Questo è un gioco da ragazzi per noi, abili uomini d'esercito. Allora, vediamo un po'. Ovviamente dobbiamo... Ah, perfetto, possiamo attirare immediatamente il nostro uomo qui dentro e farla a pezzi magari con la chiave inglese. Perfetto, vediamo un po'. Il nostro estintore adesso lo gettiamo qui intorno. Perfetto, prepariamoci, la rivoltella lasciala perdere, amico mio. Eccolo qui che arriva, prepariamoci ragazzi, è un ottimo attacco. Oddio, sta per arrivare anche l'altra guardia, non dovevo farla adesso. Vieni qui, vieni qui, vieni qui. Oddio, neutralizza, non gli abbiamo ancora spezzato il collo. Presto che sta arrivando l'altra guardia. Prendiamola. Prendila, mannaggia, non mi ricordo mai i tasti. Benissimo, via. Dove la mettiamo? La mettiamo in bocca all'orso? Abbiamo un coltello, ce l'abbiamo per aprirgli lo stomaco, magari metterlo lì dentro? No, dannazione. Ok, prendiamo l'estintore. Magari lo possiamo ricoprire di schiuma. No, 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 no. La pistola lì c'è a terra, mannaggia, forse può attirare qualcuno. Vediamo qui. Oddio, ne arriva un altro. Attenzione. Tiriamo il nostro estintore. E tu chi sei? Bravo, bella mossa, cazzo. Che cosa? Che avevi detto, amico mio? Ne sta arrivando un altro per caso? Crepa. Perfetto, ce l'abbiamo fatta, ci stavano per scoprire, comunque ce l'abbiamo fatta lo stesso. Benissimo, io direi ragazzi che è sempre meglio dell'abito da elettricista Bob aggiusta tutto, meglio il nostro Clint Eastwood qui con il cappellone alla John Wayne. Benissimo, vediamo un po' quello che riusciamo a fare. L'estintore, io voglio solo estintori quest'oggi, non voglio chiave inglese e nient'altro, sono troppo fighi. Ok, vediamo un po'. Con calma, qui non ci deve essere nessun altro, vedete i pallini bianchi sono molto più in là, quindi abbiamo fatto fuori due guardie. Io direi di lasciarle lì, non credo che qualcuno vada dall'orso. Ah, qua ci sono munizioni forse, vediamo. Perfetto, munizioni del revolver, ottimo. Vediamo un po' cosa c'è qui intorno. Diamo un'occhiata. Un fucile a pompa, molto utile. Però noi dobbiamo prendere sempre la via della pace e della serenità. Vediamo se possiamo nascondercelo. Ma dove ce lo mettiamo questo gran fucilone? Nelle mutande? Mamma mia. Questo è un po'... Attenzione. Non mi piace la città, mai piaciuta e mai mi piacerà. C'è da impazzire. Già, Mamma non me ne mia. parlare. Prima ho visto un tizio... Possiamo utilizzare però il nostro istinto, ragazzi. Me l'ero dimenticato. La radio qui c'è, ok, con calma. Vediamo se possiamo uscire dall'altro lato. Travestimento, qui c'è qualche altra cosa. Vediamo. Tanica di benzina. Ok, là c'è del Jack Daniels, attenzione. Meglio utilizzare il nostro istinto, ragazzi, vediamo. No, non c'è stato di bisogno. Io lo so come si accende, ci mancherebbe.
Voglio vedere se lo sai anche tu. Diciamo che l'ho dimenticato. Perché non me lo spieghi tu come si accende il proiettore? Sai, se potessi lo farei, ma devo sorvegliare le... Presto! Si è cambiato i vestiti. Ehi, va tutto bene? Sì, sì, tutto bene, amico mio. Non entrare. Ehi, vai in vista! No, 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 non c'è niente. Non c'è niente da vedere. Non c'è niente da vedere. Presto! Presto, Hitman! Presto! Anche l'altro! Presto! No, 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 niente, non c'è niente! Prendetevi un caffè, veloce, mannaggia! Veloce! Veloce nell'altro armadio! Presto! Oddio! Mamma mia! È arrivato qua! Mamma mia, che paura! Ce l'abbiamo fatta, speriamo di tornare al nostro stato prudente. Via libera, che fortuna, per non dire altro. Mamma mia, che fortuna, ce l'abbiamo fatta. Il nostro estintore è stato proprio fenomenale. Ne abbiamo fatti secchi 2. Wow, mamma mia. Meno male, ci sono poi capitati 2 ciccioni che per alzarli ci volevano 2 braccia da 2 avambracci da tronchi d'albero per alzarli, veramente. Mamma mia. Allora, attendiamo che il nostro John Wayne là sotto si giri la testa e usciremo dal nostro armadietto all'amnesia. Guarda come si stringe le mani il nostro amico. Purtroppo, ragazzi, non possiamo uscire. Vediamo un po'. Allora, la porta è un pochino più in là. Solo mi sono dato un po' di svago con il nostro caro estintor. Vediamo un po' quello che riusciamo a fare. Vediamo se si gira quello stronzone con quel cappellaccio là. Mamma mia, ma questa che cos'è? Una specie di cinema, mamma mia. Vedete un po'? Vediamo se si gira quello stronzetto. Gli sputo di qua, gli arriva in un occhio e gli lava gli occhiali. Vediamo se si sposta. Usciamo, dai. Abbiamo il nostro istinto. Basta. Ok. Allora, forbici. No, 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 ma non vanno bene le forbici. Ok, procediamo, ragazzi. Vediamo cosa riusciamo a trovare qui intorno. Benissimo, attenzione. Allora, dove possiamo andare? Vediamo, da queste parti hanno sgomberato il passaggio. 8º piano, benissimo. Attenzione. Eccolo là. Vediamo da queste parti. Qui ce n'è un altro, attenzione. Ah, eccola lì, la Presidential Suite 899. Perfetto, abbiamo trovato il nostro bersaglio, ragazzi. Possiamo addirittura nasconderci in questi Deplian qua davanti. Benissimo. Allora, devo solo escogitarmi un metodo per riuscire a entrare lì dentro. Magari qualche diversivo più importante. Magari possiamo proiettare un film in questa sala. Allora, vediamo con calma, vediamo quello che riusciamo a fare qui dentro. Interagire magari con questo oggetto qui intorno. Sempre munizioni del fucile possono essere utili. Allora, vediamo quello che possiamo fare. Proviamo a tornare indietro. Vediamo cosa c'è qui. Niente di importante. Bene, possiamo utilizzare la nostra finestra qui intorno per uscire. Magari possiamo entrare direttamente nella Presidential Suite, ragazzi. Ok, scendiamo. Ok, con calma, Hitman, non hai più la tua età. Andiamo. E dove? Che facciamo da qua? Ah, forse ho capito, possiamo utilizzare questa specie di... Ah, oltrepassa, perfetto. Utilizziamo questa... Possiamo usarlo? Vediamo. Forse sì. Perfetto, perfetto, avanziamo. E proprio non c'era scampo là dentro. Vediamo se riusciamo ad arrivare alla suite presidenziale, ragazzi, direttamente dalla finestra. Ok, riusciamo a fare questo salto, mamma mia, ragazzi. Oh, un atleta il nostro amico. Mamma mia, tutti quegli anni di palestra sono serviti a qualcosa. Andiamo, Presidential Suite. Forza, tirati su, amico mio. Non ti fare pregare. Avanti, non dobbiamo restare qui tutto il giorno. Oddio, mamma mia, meno male che non mi sono alzato. Oddio, questo ci vede. Non so se gli avambracci di Hitman resistono. Non è questo ci sputa, gli viene lo stimolo. Ok, saliamo. Bella. Appena arriverà qui la prossima volta lo tiro giù, ragazzi, mamma mia. Miglior modo di farla a fette. Oh, lì c'è un bel pianofortino, guardate che figo. Adesso lo buttiamo giù, come abbiamo fatto appunto nella villa precedente. Eccolo, eccolo. Fatti un giro di sola andata, amico mio. Ciao. Troppo bello questo modo, mamma mia. Allora, vediamo un po' di oltrepassare il tutto, ragazzi, con molta attenzione a non farci scoprire. Ok, possiamo arrampicarci, però dall'altra parte potrebbero esserci anche degli altri stronzetti, quindi molta attenzione. Andiamo. Perfetto, forza la serratura, addirittura è chiuso il posto, Vediamo un po', dobbiamo stare molto attenti dall'altra parte a non farci vedere. Quindi molta attenzione, perfetto, proviamoci. Dai, veloce Hitman, forza, che hai imparato tutto su Skyrim. No, 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 no. Via. Gesù! Cristo! Oddio. Cristo! Come un porco al macello. So che... Ci ricercano adesso, ragazzi, aia.
Dobbiamo essere rapidi adesso, mannaggia. Ah, magari possiamo prendere l'equipaggiamento del nostro caro amico nella stanza di prima e forse travestirci da lui. Bene ragazzi, sono riuscito a procurarmi un altro vestitino facendo fuori un altro stronzetto nella parte precedente della struttura, quindi vediamo un po', probabilmente la serratura deve essere già forzata, non dobbiamo fare altro quindi che entrare. Attenzione che ci guardano dall'altra parte, con molta attenzione vediamo di entrare. Ecco, già c'è il primo stronzetto che si sta facendo vivo. Attenzione, vedete un po' nella mappa come si avvicinano, dobbiamo essere molto ma molto attenti. Eccoli lì, vediamo, maledizione, ne abbiamo un sacco su questa parte di struttura. Vediamo di uscire, attenzione, pronti a usare l'istinto. Ok, ancora dobbiamo forzare la serratura. Ma dove sono tutti questi gran maledetti? Vediamo un po', dobbiamo stare molto attenti stavolta. Vediamo. Allora, ma questa che è una specie di ristorante? Mannaggia. Vediamo, mettiamoci in questa posizione per attirare la loro attenzione. Dobbiamo essere veloci, dai. Forza Hitman. Un po' di olio di gomito. Ci stanno scoprendo. Veloce, 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 veloce. Dai, 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 dai. Perfetto. Ce l'abbiamo fatta, basta. Olè. Resistenza al dolore, sbloccato. Eccolo qui il nostro avversario, ragazzi. Dobbiamo farlo fuori immediatamente. Meno male che non ci hanno visto. L'entrata principale non è un'opzione possibile. Ho bisogno di un punto di ingresso alternativo. Cosa? Eccoci qui. Perfetto, andiamo. Ok, con molta calma. Ovviamente sempre l'accendino. Sbircia. Attenzione. Ah, eccolo lì, probabilmente sarà quello. Però di qua non possiamo andare, meglio continuare dritto. Speriamo che non accendano proprio oggi la... Che cos'è questo rumore? Oddio. Oddio. Wow ragazzi, a quanto pare siamo riusciti a terminare la nostra missione. Continueremo sicuramente nel prossimo episodio. Diamo un'occhiata. Resistenza al dolore, diminuisce il tempo necessario per riprendersi dai danni subiti. Aumenta la resistenza ovviamente ai danni. Bene, a quanto pare siamo riusciti a completare la nostra missione. 19.270 punti a livello veterano. Come potete ben vedere ce la siamo cavati abbastanza bene. Spero ragazzi che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, votate e commentate. Ciao a tutti.